Torna l'incubo blackout tra le Dolomiti. È bastata una notte di vento fortissimo ad accendere le paure dello scorso inverno. A Cortina le raffiche hanno toccato gli 89 km/h, a Misurina si è arrivati a 102, 60 a Belluno zona aeroporto, 80 a Quero. Tante le piante che hanno ceduto alla forza del vento e che sono cadute sui cavi elettrici. Da Vodo a Domegge nella notte diverse le segnalazioni di blackout, fortunatamente presto rientrate. A Venas di Cadore, come documentano le immagini inviateci da Franco Oliveri, una casa è stata scoperchiata. Tutta la provincia è stata sferzata dal vento, da Belluno fino a Pedavena. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Parecchi interventi tutta la notte, specialmente dalle prime ore dell'alba. Abbiamo ancora 3 squadre che continuano a completare gli interventi normali, così ci sono. Insomma. Qui siamo a Libano, comune di Sedico. Un albero si è adagiato sui cavi della linea telefonica a pochi metri dal sentiero che conduce a Barp e al cimitero. Complicato l'intervento dei vigili del fuoco che, per mettere in sicurezza l'area, sono ricorsi anche a strutture trovate sul posto. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Disagi si sono registrati anche per le corse ferroviarie tra le 6 e le 8:30 del mattino. Le piante cadute vicino ai binari nelle tratte tra Belluno e Busche e Ponte nelle Alpi e Santa Croce del Lago hanno costretto i mezzi a transitare a velocità ridotta, con conseguenti ritardi. Impicchiata anche le temperature dai 3 agli 8 gradi in meno rispetto a martedì, anche se il föhn ha attenuato il freddo in Nagordino e Valbelluna. Disagi e blackout, e l'inverno è ancora lontano. Se il buongiorno si vede dal mattino,